AUX mode. Allora, buonasera a tutte e a tutti. Io stavo oggi pomeriggio rileggendomi il titolo del dibattito, mi sono reso conto che il tentativo di semplificare la complessità porta a risultati abbastanza infelici, nel senso che il titolo è, avete visto, lavoro, donne, precarietà e sfruttamento nel Veneto del Veneto dello sfruttamento, ed era un tentativo di dire vorremmo un punto di vista particolare su una serie di condizioni locali ma anche generali della condizione in cui ci troviamo a vivere, nella quale si trova il lavoro in senso lato e il lavoro in Veneto in particolare. È evidente che questo, invece di aiutare a identificare un argomento, lo complica molto, e mi rendo conto che non diamo un lavoro semplice ai relatori di stasera. È chiaro che ogni cosa è legata a un quadro generale, nel senso che è difficile prescindere, pur considerando l'assoluta particolarità della condizione della donna nel mondo del lavoro, della condizione dei precari e della condizione delle donne precarie al mondo del lavoro, e in particolare in questa regione, diventa difficile prescindere invece da quella che è la condizione reale, generale di tutto il lavoro e di tutte le cose, che rischia di essere un andare troppo lontano o troppo vicino. Io trovo coraggiosi i nostri relatori e li ringrazio molto: Sara Quartarella, delegata del MIDIL, delegata sindacale del MIDIL, Tania Toffanin, ricercatrice universitaria, Giorgia D'Andrea, giuslavorista, e Lori Scarpa, segretario provinciale della FIOM. Io vi ringrazio molto e chiedo a Tania di cominciare magari ad inquadrare la situazione e poi proviamo ad andare avanti da lì, vediamo come si sviluppa e dove andiamo, in un'analisi tranquilla, in fondo, che possiamo fare stasera senza pressioni, senza obiettivi precisi, e forse è utile invece fare un approfondimento e vedere su che cosa ci porta questa discussione. Grazie. E grazie dell'invito e grazie di aver scelto grazie dell'invito e di aver scelto anche questa tematica, che di solito è, diciamocelo, completamente ignorata nei dibattiti pubblici, no? Nel senso che AUX mode. c'è stato un gran parlare in questi recenti anni, no? Di aumento dell'occupazione femminile in concomitanza con la necessità di fare figli, no? Ma nessuno poi si è posto il problema dei servizi, no? Per l'accudimento dei figli e di cura in generale, insomma, no? Nel senso che c'è un grosso problema non solo nel nostro paese, ma soprattutto nei paesi dell'area mediterranea, proprio in relazione ai servizi di cura, no? Servizi di cura che chiaramente hanno a che vedere con il bisogno di cura richiesto da parte di soggetti non autosufficienti, che possono essere bambini e bambine, ma anche soggetti con disabilità, anziani. Quindi un'area della cura che si sta molto ampliando e che, anche in virtù dei tagli che il welfare state ha incontrato negli ultimi decenni, non solo in Italia, poggia gravemente, molto più di prima, viene a dire, sulle spalle delle donne. Nel senso che se c'è un dato che emerge in modo forte è che le donne italiane negli ultimi anni si sono gravate più che nei decenni precedenti proprio del carico di cura derivante dalla deresponsabilizzazione dello Stato italiano. E questo trend, questa tendenza, diciamo, non è vissuta solamente in Italia, ma ripeto, insiste in buona parte nell'area dei paesi mediterranei, negli Stati Uniti, dove il welfare state, come sappiamo, non è mai esistito, e in Europa anche la Francia ha conosciuto una progressiva, un progressivo aumento della cura da parte delle donne. Rimane salva ancora, si spera a lungo, l'area scandinava, no? Vista sempre come un po'
Marte, no? Rispetto ai nostri paesi, dove invece la grande differenza continua a farla lo Stato, che investe in termini proprio di offerta anche di posti di lavoro per uomini e donne che hanno carichi di cura. Allora, per aiutare la discussione di stasera, pensavo di ragionare su alcune tipologie di precarizzazione che riguardano la forza lavoro femminile. In realtà non riguardano solo la forza lavoro femminile, ma il tema della serata e diciamo che ci sono però peculiarità che interessano più le donne che gli uomini. Allora, la prima tipologia, donne giovani con meno di 30 anni, precarizzate, poi articolo ragionamento, ma in possesso di una qualifica, di un'istruzione terziaria, quindi universitaria, e quindi anche di un forte investimento personale, no? Ma anche da parte familiare, come sappiamo, che si trovano ad accedere per la prima volta al lavoro retribuito, no? E che faticano a trovare una posizione stabile. Ci sono dati Alma Laurea, che è una istituzione che guarda all'ingresso delle donne nel sistema occupazionale, che mostrano come a 5 anni dall'ottenimento del titolo di studio donne e uomini in Italia, giovani, quindi giovanissimi, presentino già dopo 5 anni uno scarto retributivo elevatissimo. Questo sta a significare che una cosa solamente, che sulle donne grava ancora ai noi uno stigma pesante in relazione al fatto che, in virtù scusate la ripetizione, del fatto che poi potranno fortunatamente generare figli o figlie, non saranno più gestibili tra virgolette da parte del datore di lavoro, e quindi diventeranno un problema, perché sappiamo che la maternità, no, nel nostro paese è un problema, una patologia più che un evento naturale da dover essere gestito, no, in maniera intelligente nei luoghi di lavoro. Questa è la prima tipologia. La seconda tipologia riguarda invece le donne con oltre 50 anni di età, con una istruzione medio-bassa, con però un'elevata anzianità aziendale. Mi riferisco in particolare alle donne del tessile, abbigliamento e calzaturiero, ma anche di altri settori manifatturieri o di servizio, che hanno hanno iniziato a lavorare molto giovani e si trovano ora senza lavoro in virtù delle ristrutturazioni industriali presenti, di cui dopo magari i presenti daranno ulteriori notizie, e in virtù delle riforme pensionistiche avvenute si trovano con uno scarto, no, molto più elevato che in passato rispetto appunto all'ottenimento poi della pensione. Allora io ho fatto in particolare, vorrei soffermarmi su questo, una ricerca tra le over 50 di Emilia Romagna e Veneto, licenziate nel tessile, abbigliamento calzaturiero, per comprendere quali fossero i percorsi poi di lavoro e di vita dopo il licenziamento. Vi garantisco che su 50 intervistate, appunto metà in Emilia Romagna e metà in Veneto, buona parte di esse è obtorto collo a casa a fare lavoro di cura non pagato, nel senso che non hanno in questi anni, no? Quindi dopo il licenziamento, trovato un'occupazione, no? Regolare, no? Nel sistema occupazionale, e quindi sono dovute rimanere a casa a fare lavoro di cura, in virtù del fatto che appunto sarebbe costato di più pagare qualcuno per fare lavoro che comunque qualcuno deve fare, perché il lavoro di cura, vale la pena ricordarlo, non si può eliminare e nemmeno è automatizzabile. La terza tipologia, e mi appresto a chiudere, riguarda invece donne che non erano attive nel mercato del lavoro nei decenni precedenti, ma lo sono negli ultimi anni in virtù dell'impoverimento al quale sono andate incontro le rispettive famiglie, no? Quindi che so,
il capofamiglia, che nei paesi latini normalmente era individuato con il maschio adulto procacciatore di reddito, insomma, no? Questa figura standard di lavoratore chiaramente è andata in crisi in virtù del fatto che 2 redditi sono necessari all'interno delle famiglie, e quindi spesso magari il capofamiglia si è trovato in difficoltà, donne che prima erano a casa quindi si sono immesse nel sistema occupazionale, però con gravi e pesanti discontinuità di reddito e di occupazione, per cui lavorano sì, ma con contratti assolutamente precari, quindi con una forte discontinuità che certamente produce, no, pezzi di reddito, ma non aiuta poi ad esempio la questione dell'ottenimento appunto di contributi validi per la pensione. Quindi negli ultimi anni si è assistito un po' all'allargamento, diciamo, no, delle figure che prima erano parecchio nascoste, no, nel sistema occupazionale. Fino agli anni 2000 il tasso di natività femminile era molto elevato, in virtù del fatto che la famiglia italiana poggiava in buona parte appunto sulla figura maschile del capofamiglia, quindi struttura che nel tempo è radicalmente mutata. Non sono tuttavia, e chiudo con questo, mutate le condizioni esterne alla struttura familiare. In che direzione e cosa intendo dire in particolare? Non è mutata l'offerta di lavoro, soprattutto rivolta alle coppie con figli, no? Quindi a persone che hanno carichi di cura e che quindi hanno bisogno anche di un regime orario diverso, no? Rispetto a quello invece che può interessare persone che tale carico non hanno. E non sono aumentati nemmeno i servizi da parte dello Stato, no? Per la cura. Per contro invece è aumentato il part-time involontario. Che cos'è il part-time involontario? Lo dice il termine, è una tipologia lavorativa a tempo parziale che però è subita dal lavoratore e dalla lavoratrice. In particolare su quasi 10 milioni di occupati in Italia, ben il 19,5%, quindi quasi il 20%, una percentuale elevatissima, di donne lavora con un tempo parziale involontario. Significa che non ha richiesto, no, di svolgere tempo parziale, ma che lo sta facendo in virtù del fatto che deve assolvere a carichi di cura e non saprebbe altrimenti come fare se non attraverso un'occupazione a tempo parziale, che però ovviamente ha delle ripercussioni in termini di reddito e anche in termini poi, no, di contribuzione. Allora, io mi fermerei con queste 3 tipologie, lasciando la parola a Giorgia, ad Andrea, e poi continuiamo. Buonasera, io sono Giorgia D'Andrea e faccio l'avvocato del lavoro. Quando mi è stato proposto di venire a partecipare a questo dibattito, ho letto bene il titolo e ho fatto una riflessione appunto su quello che era l'argomento. Sapendo che ci sarebbero stati questi relatori, ho preferito concentrarmi più che altro su 2 aspetti del titolo, ossia precarietà e sfruttamento del lavoro nel Veneto, in quanto come avvocato sinceramente non sono assolutamente in grado di fare un discorso per quanto riguarda le donne come quello che è stato fatto da Tania in questo momento. Potrei semplicemente spiegare quali sono le varie avvertenze che vengono fatte, le cause, ma insomma sostanzialmente non differiscono da quelle che vengono fatte da lavoratori di sesso maschile. Pertanto, soffermandomi su precarietà e sfruttamento del lavoro nel Veneto, mi è venuto in mente che probabilmente oggi, nel 2019, al termine precarietà, si deve dare un'accezione che forse
negli ultimi anni è stata un po' messa in disparte, perché quando si parlava di precarietà si parlava semplicemente dei contratti a termine, dei contratti di somministrazione, quindi tramite agenzia, e basta. Sembrava che la precarietà fosse solo quella, cioè ho il contratto a tempo determinato, mi scade, non vengo riassunto, e questo è appunto la precarietà della mia condizione di vita. Io penso che adesso, io non ho dati, però insomma quello che leggo sulle riviste specializzate è che sicuramente, e quindi diciamo che questa parte io la lascerei un po' là. Precarietà che cosa significa? Penso che significhi essere lavoratori poveri. Secondo me si dovrebbe cercare di affrontare maggiormente questo argomento, e parlare di lavoratori poveri significa entrare nel merito di un dibattito che attualmente, io penso anche con il nuovo governo ovviamente, entrerà nel vivo, e cioè quello del salario minimo costituzionale. E perché? Perché comunque adesso io appunto non sono una sociologa, non ho dati, però ci sono percentuali elevatissime di lavoratori poveri, cioè che nonostante appunto abbiano un reddito sono sostanzialmente al di sotto sia della soglia di povertà assoluta sia della soglia di povertà relativa, e quindi penso che se non sia questa precarietà sinceramente non so cos'altro potrebbe essere. Questo dibattito so che sarà molto difficile, perché comunque le posizioni sono molto, molto contrastanti tra di loro, e volevo solo dire questo: non è un dibattito che nasce adesso, nasce ben prima della Costituzione. In teoria avrebbe dovuto essere affrontato anche nei governi precedenti, perché la legge delega era stata fatta nel 2014, ma poi non è stato affrontato. E non è solo un discorso di 9 euro eccetera, è un discorso che appunto vede due contrapposti, due grandi schieramenti, cioè una certa resistenza sindacale, una certa resistenza datoriale, però il dato di fatto è che le paghe dei tantissimi contratti collettivi sono al di sotto di quelli che sono i dati stabiliti dall'Istat, e questo dato è importante appunto nell'accezione di precarietà, perché si scontra di fatto con quella che è la nostra Costituzione, che viene sempre osannata, però tante volte non viene poi mai approfondita nel merito, ed è il famosissimo articolo 36, che parla del fatto che la retribuzione deve essere proporzionata e sufficiente a garantire a se stessi e alla propria famiglia un'esistenza libera e dignitosa, ossia deve essere in grado di far sì che il lavoratore sia in grado di accedere a un determinato paniere di beni a determinate condizioni. Quindi questo concetto è intrinseco sostanzialmente nella Costituzione. Questo elemento sta iniziando ad avere un grande dibattito anche a livello giurisprudenziale. Perché? Perché ci sono determinati contratti che prevedono delle paghe veramente da fame. Faccio un esempio che è quello su cui si sta dibattendo molto adesso, la giurisprudenza si sta concentrando su questo, ed è il contratto collettivo della vigilanza, che prevede sostanzialmente una paga oraria di 4,72 euro all'ora lordi. Quindi quando anche si parla di altre cose, gli agricoli che prendono pochi soldi e lo sfruttamento eccetera, penso che anche questo sia un elemento di cui si dovrebbe tener conto. 4,72 euro lordi significa che un full time prende all'incirca sugli 850 euro, che dati Istat questi, per una regione come il Veneto è classificato sotto la soglia di povertà. Ciò significa che questo lavoratore non è in grado di far fronte ai bisogni primari della propria esistenza. La giurisprudenza sta dicendo che questi contratti e queste paghe appunto non sono rispettose dell'articolo 36, nonostante siano previste, sono tabelle salariali previste da contratti stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi. Pertanto questo è un elemento che anche le parti sociali devono assolutamente iniziare, secondo me, a tenere in considerazione, perché è molto molto grave. Un altro elemento che io
connoto precarietà e che io conosco solo per il Veneto, è il grandissimo aumento di infortuni e malattie professionali tra i lavoratori della logistica. Qui adesso ho il dato, ma sinceramente non me lo sto ricordando, e questo è dato da che cosa? Oltre che da condizioni di lavoro diciamo non rispettose della normativa antinfortunistica, in quanto proprio messa a disposizione di macchinari non consoni. Non è solo questo, ma è anche un incremento e una richiesta proprio di movimento al secondo altissima. Questo ovviamente in una logica di sempre maggiore produttività, eccetera. Quindi ci sono documenti di valutazione dei rischi bellissimi, fatti con tutti i sacri crismi, ma che poi di fatto nella sostanza delle cose non vengono assolutamente rispettati. E quindi penso che sfruttamento del lavoro nel Veneto, dove la logistica è fortissima, insomma, è un settore molto importante. Questo dato è palese. Ci sono i lavoratori giovanissimi, parlo di lavoratori al di sotto dei 40 anni, che dopo all'incirca 5-6 anni di lavoro in queste condizioni sviluppano malattie professionali che sono riconosciute INAIL, quindi non è che sto dicendo che se li inventano, con riconoscimento INAIL, e anche di percentuali che prevedono l'indennizzo in capitale, quindi con una percentuale di invalidità quantomeno al di sopra del 6%. Basta, concludo questo, perché io penso che adesso questo sia magari un elemento di precarietà che si potrebbe cominciare a valutare. Sara? Grazie. Molti non sanno che esiste questo sindacato, questa categoria anzi all'interno della CGIL, che è il NIDIL, che è Nuova Identità di Lavoro, nato nel 1998 proprio per unire tutti quei lavoratori di contratti atipici che iniziavano a formarsi dopo le varie riforme. Il problema è che questa categoria è misconosciuta soprattutto dagli stessi lavoratori, perché il principio della precarietà legato appunto ai contratti che molti della mia generazione hanno passato, io ho 36 anni, quindi i Coco-Co, i Coco-Pro, le collaborazioni, i tempi determinati, se proprio al massimo, cioè era una fortuna, gli stage con magari retribuzione. Ecco, il fine principale di quel tipo di contratti era disgregare i lavoratori, cioè fare sì che ognuno fosse solo se stesso e non ci fosse un'unione, un'idea che si era insieme, che si poteva essere insieme a cercare di avere dei diritti. Questo è tutt'oggi, dal 1998, difficile, perché il NIDIL raggruppa tanti tipi di lavori e nessuno, nel senso diciamo più ironico di questo termine, perché ci sono i disoccupati, dei lavoratori atipici, i lavoratori somministrati, cioè tutti quelli che hanno contratti che valgono poche ore, pochi giorni, che vengono chiamati o meno, e sono una larga fetta. E tornando al discorso principale, molte donne hanno questo tipo di contratto, cioè un contratto somministrato è quel contratto che ti permette magari di lavorare in maniera discontinua, come diceva Tania, riuscendo ad avere magari degli introiti mensili di poche giornate e permettendo di avere un'integrazione al menage familiare senza però togliere il lavoro di cura. Quindi la terza tipologia di cui parlava, quelle delle donne diciamo over 40, over 50 soprattutto, che si sono messe al lavoro dopo gli anni 2000, dopo il 2008, quindi dopo la crisi. E poi una categoria che è quella che mi ha rappresentato per molto tempo, che è quella delle collaborazioni, quindi i Coco Pro, che adesso non esistono più, però che esistono in maniera diciamo differente, ma che hanno segnato in maniera molto pesante tutta una generazione, soprattutto una generazione che non vedrà contributi, che vedrà un numero di contributi versati ridicolo, e che poi dopo l'ultima riforma ha dovuto trovare nella realtà che si proponeva davanti una soluzione, che nella maggior parte dei casi è l'apertura di una partita IVA, non per forza fasulla come
ce ne sono purtroppo molte in alcune categorie, ma delle partite IVA che permettessero a queste persone con il grado di istruzione medio-alto, come il primo tipo descritto da Tania, cioè anzi più alto che medio, di continuare a fare i propri lavori in maniera, non dico continua, ma riuscendo a progredire e a trovare un reddito nonostante la mancanza di proposte lavorative a tempo indeterminato. Questo è, diciamo, trasversale come figura, cioè colpisce uomini come donne, però effettivamente è molto più difficile essere una donna con partita IVA che un uomo. Questo può essere, diciamo, autolimitante. Uno dice si tagli le gambe da sola, ti ghettizzi, ma non è così, perché ritornando a uno dei argomenti principali dell'essere donna, dell'essere lavoratrice, c'è di mezzo la maternità, e la maternità per una partita IVA è qualcosa di utopico, perché per quanto ci possano essere delle piccole agevolazioni che sono state create ultimamente per far sì che si possano avere dei mesi di permesso, è molto fittizio, perché se una partita IVA lavora per clienti, parlo di una partita IVA soprattutto professionale, non so, un avvocato, un giornalista, uno specialista informatico per esempio, se perde la clientela poi come fa a ricostruirla? Sì, si è preso i suoi 5 mesi di maternità o l'infortunio per quanto riguarda anche gli uomini, però poi come ricostruisce tutto quanto? È come se tu avessi buttato via, e molte donne rinunciano o cercano lavori di minor qualità, diciamo, o minor aderenti alla propria preparazione, quindi anche con stipendi ridotti, per potersi permettere quello che il lavoro fisso permette, quindi la maternità in questo caso. Questo perché, ripeto, ripeto quello che ha detto Tania, nel nostro paese fare figli dicono che serve, però non c'è niente che agevoli questa possibilità. E questa è una grande contraddizione in termini. Qualche giorno fa si parlava a presa diretta del fatto che la Liguria, per esempio, è già un paese troppo vecchio, in cui non c'è un turnover tra giovani e anziani, ci sono già troppi anziani per far sì che quella regione possa andare avanti, e siamo costretti da questo tipo di politiche che annientano totalmente la possibilità di una maternità serena, di dare modo alle donne di pensare alla maternità non come un'alternativa a cui scegliere a una cosa piuttosto che un'altra, dovrebbe essere una fisiologica possibilità, togliendo il fatto di tutta una serie di punti negativi sui contratti firmati in bianco, sui ricatti rispetto a quello che è l'essere donna nel mondo del lavoro, sulle domande inopportune durante i colloqui di lavoro e su tutta una serie di realtà su cui si nicchia, perché tanto è normale, oppure succede, oppure il datore di lavoro ha anche il suo diritto di non assumere qualcuno che poi sia un peso, perché una donna è sempre vista come un peso lavorativamente parlando e non come una potenzialità, sia nel mondo del lavoro che in quello della cura. È soprattutto qualcosa che serve, e non è bello essere intesi sempre con un'idea di funzionalità e non come un valore aggiunto. Grazie. Tocca a Loris, che l'unico uomo avrà. Sì, oggi mi fa proprio piacere essere assolutamente minoranza. No, allora, intanto non voglio spezzare il ritmo degli interventi, però voglio permettermi di dire una cosa subito all'inizio. Io oggi sono molto contento che Gentaglia come Fontana, Pillon e Salvini non abbiano più incarichi istituzionali, perché sia sul tema della famiglia come della donna, sia sui temi legati al modo di vivere il nostro territorio, il nostro paese, come dire,
hanno segnato una regressione culturale incredibile che faceva poi il paio con molti dei fenomeni che le compagne stavano riferendo qualche attimo fa. E qui io partirei da qui per puntualizzare alcuni aspetti. Noi stiamo vivendo, abbiamo vissuto una crisi e la stiamo tuttora vivendo, che dal 2008 ad oggi ha segnato una condizione che nella materialità delle vicende lavorative di ognuno di noi e poi nella condizione poi sociale, insomma, di ognuno di noi ha determinato una regressione, dicevo prima, una regressione che si è determinata sostanzialmente dal fatto che il nostro paese è sempre stato un paese a scarsa manodopera, a scarsa forza lavorativa, per cui nei momenti di maggior richiesta di occupazione ha dovuto sempre decidere di ripiegare prima su manodopera femminile e poi di ripiegare su manodopera proveniente da altri paesi. Questa è stata è tuttora una delle nostre caratteristiche come paese, per cui sempre pensare ad accedere all'accesso al lavoro a varie categorie sociali solo in funzione dei bisogni del mercato, del momento, della situazione. Per cui quando noi sentiamo parlare sia delle condizioni di precarietà sia della condizione della maternità, sono sempre temi legati al fatto che sono incompatibili con l'attuale sistema di lavoro e l'attuale sistema di sviluppo del paese. Ora è chiaro a tutti, veniva anche detto prima, l'Italia è sicuramente insieme alla Grecia il paese europeo con i salari più bassi, l'Italia è sicuramente il paese europeo con la condizione tra i paesi mediterranei con le condizioni sociali più complicate, ma sicuramente poi noi dobbiamo avere anche la chiarezza di un punto, che in questo contesto il Veneto rimane una delle regioni più ricche d'Europa e da qui dobbiamo partire, perché altrimenti c'è qualcosa che non funziona nel nostro ragionamento, anche quando parliamo di disuguaglianze sociali e anche rispetto alla condizione delle persone stesse. Sì, perché quando noi diciamo che il Veneto è una delle regioni più ricche d'Europa, dobbiamo partire dal presupposto di come è distribuita la ricchezza in Veneto, dove sta la ricchezza in Veneto. E il fatto che ci possa essere manodopera, come dire, femminile, il fatto che ci possano essere, come dire, manodopera proveniente da altri paesi, o il fatto che si possa avere un approccio al lavoro giovanile di un certo tipo, si determina sul fatto che non c'è distribuzione della ricchezza, e cioè c'è una necessità tutt'oggi, ancora un bisogno di lavorare, e non c'è invece l'opportunità del lavoro per costruirsi una propria prospettiva familiare, per costruirsi un proprio disegno di vita, per cui sempre legato alla necessità e al bisogno. E sì, per cui sto dicendo in altri termini che nel nostro ricco Veneto la condizione di precarietà è una condizione assolutamente diffusa che permea tutti i settori, non ci sono settori esclusi. E da questo punto di vista voglio anche precisare un aspetto. Parlavo della crisi dal 2008 ad oggi. Guardate, se non ci sono donne nell'industria né come operaie né come impiegate, significa che c'è una regressione industriale. Dal 2008 ad oggi quei 300.000 posti di lavoro persi nell'industria metalmeccanica hanno determinato nei fatti un'espulsione delle donne dalle aziende. Oggi noi abbiamo una popolazione operaia femminile assolutamente diminuita e abbiamo anche una popolazione impiegatizia nell'azienda assolutamente diminuita. E quando si creano queste condizioni, si creano condizioni che sia dal punto di vista culturale delle persone stesse che ne vengono coinvolte, sia poi anche nelle condizioni familiari dove c'è il ripiego, che è la famiglia. Per cui la famiglia non diventa il punto di sostegno della condizione di difficoltà, ma diventa il ripiego da tutti i ragionamenti sul lavoro di cura che venivano fatti prima. Moltissime sono state le operaie metalmeccaniche che non hanno trovato lavoro a sua volta come operaie metalmeccaniche, ma dopo carriere lavorative di 20-30 anni nelle aziende si sono viste a concludere il proprio percorso lavorativo o assunte come badanti o nei fatti pulendo le scale. E non entro nel merito, ma
sto nel campo delle legittime aspirazioni delle persone. Per cui dopo da qui possiamo anche ragionare sulla questione dei giovani, delle aspirazioni, dei percorsi di studi, come dire, non completati, dei percorsi di studi che ti portano ad avere delle aspirazioni, a non trovare, come dire, nel nostro modo di lavorare, nella struttura delle nostre aziende, delle prospettive. Per cui, come dire, noi abbiamo un metodo di sviluppo, e questo noi come Fiomma, Padova particolarmente l'abbiamo denunciato, che ha vissuto soprattutto nei momenti di infortuni, delle gravi tragedie, insomma, nei luoghi di lavoro come i morti, eccetera, il fatto di doverci dire proprio, noi l'abbiamo proprio detto, l'abbiamo dichiarato, lo dichiariamo con forza, che oggi l'attuale metodo organizzativo che c'è nelle aziende, il modo di produrre che c'è, il modo di pensare l'impresa è assolutamente incompatibile con la condizione delle persone. Veniva detto prima, dalla condizione della maternità fino anche alle legittime cose che ti possono accadere nell'arco della tua vita rispetto ai tuoi familiari, la questione dell'anzianità, di avere dei familiari anziani. Questi fatti della vita delle persone al modo in cui sono sostanzialmente oggi incompatibili sul fatto di come sono organizzate le aziende. L'altra questione che vorrei porre, veniva toccato intorno al tema del salario. Anche qua non giriamoci attorno alle questioni. Ero partito prima da alcune affermazioni rispetto a alcuni loschi figuri politici, che di politico hanno ben poco, però guardate che le condizioni di disinteresse della cosa sociale che si sono determinate negli anni, è un po' difficile, non so se il microfono, sì, tengo più vicino, sì, che si sono determinate negli anni, hanno costruito una condizione per cui oggi nella piattaforma di rinnovo del contratto dei metalmeccanici che ci apprestiamo a varare ci sono 3 punti che noi riteniamo assolutamente fondamentali. Il primo punto, che diciamo chiaramente, insomma, che all'interno di un luogo di lavoro tutte le persone devono avere gli stessi diritti. Per cui se all'interno di un'azienda metalmeccanica ci sono lavoratori in appalto, lavoratori di agenzie interinali e quant'altro, devono tutti avere lo stesso diritto di accesso ai diritti sindacali, per cui all'assemblea, alla partecipazione alle attività sindacali, non ultimi ai servizi collettivi, il diritto alla mensa, gli spogliatoi. Questa è una condizione che noi riproponiamo perché devono essere condizioni che devono essere universalistiche. L'altro tema che poniamo con forza in questo rinnovo del contratto dei metalmeccanici è proprio la questione legata anche alla gestione degli orari, alla condizione dei tempi di vita delle persone, perché sostanzialmente la flessibilità oggi è stata a senso unico spinta verso le aziende, per cui a subire in una condizione di crisi che ormai va avanti da più di un decennio come la condizione di flessibilità non verso le esigenze e i bisogni delle persone, ma verso esclusivamente a dover dare una risposta alle imprese perché mi sentivo costantemente sotto ricatto. Terzo e ultimo punto, la questione salariale. E sulla questione salariale, come dire, voglio citare degli esempi accaduti proprio qui a Padova. Sono cose che spesso vengono trascurate, comunque ci sono delle norme, delle leggi sui quali anche come organizzazioni sindacali e sicuramente come Fiamma ci appoggiamo. Per esempio c'è una normativa per cui le aziende dai 100 dipendenti ogni 2 anni debbono fare un rapporto sulle pari opportunità. Okay? La normativa è chiara, per cui noi siamo in grado di avere delle informazioni proprio sulle differenze salariali che ci sono all'interno delle aziende, le differenze che a parità di professionalità uno si trova inquadrato ad un livello rispetto ad un altro livello. Ebbene, in molte vertenze sindacali, in molte aziende, come dire, sono state poste a questo punto ottenendo anche dei risultati, di riconoscimento di percorsi. Il punto vero della questione però è che l'80% dei lavoratori in questo paese lavorano in aziende sotto i 10 dipendenti,
per cui anche se in alcune aziende tu puoi ottenere dei risultati, non riesci ad ottenere un risultato universale e diffuso, perché come dicevo prima, se la frammentazione di impresa è questa, tu non puoi costruire una condizione dal punto sindacale, dal punto di vista lavorativo della unità dei lavoratori per cambiare la condizione, perché il metodo di lavoro, il metodo organizzato dell'impresa impone una determinata frammentazione di impresa. E su questo punto voglio chiarire, voi ci avete sentito spesso e volentieri lottare e combattere rispetto al tema degli appalti, rispetto al tema del caporalato. Ebbene, se uno guarda una filiera produttiva come è organizzata un'impresa dalla grande multinazionale, tu anche se non vuoi arrivi fino al caporale ed è la stessa filiera produttiva. Vuol dire che il punto vero della questione è l'idea di sviluppo, l'idea di politiche industriali, l'idea di produzione della ricchezza che hai in un determinato paese, e cioè che la ricchezza viene prodotta e non deve essere distribuita. E per di più oggi, sia chiaro a tutti, io parlo dal territorio padovano, noi oggi siamo in una condizione dove le aziende nazionali iniziano a contarsi sulle dita di una mano. Per cui questo vuol dire che in altre parti del mondo si decide le condizioni di lavoro che ci sono nei nostri territori e in altre parti del mondo si decide come spartire la ricchezza così da partire dal nostro territorio, per cui con un'impossibilità dal punto di vista del lavoro e del sindacato di riuscire a interagire anche con un interlocutore col quale poter discutere questa cosa. Per cui la grande assenza in tutto questo è in questa situazione che ormai da oltre 20 anni si è consolidata, il fatto che le politiche complessive che si sono determinate da tutti i soggetti che si sono alternati al governo di questo paese, non voglio citare né colori né parti, ma hanno risposto esclusivamente ai bisogni, alle esigenze delle imprese e non hanno risposto ai bisogni e alle esigenze di chi questo paese, o in termini più generali, lavora. Questo è il punto, per cui la necessità, io lo dico a tutti quanti, la necessità oggi è di riappropriarci di quelli che sono gli strumenti di unità collettiva. Oggi come sindacato stiamo dicendo dobbiamo ritrovare le condizioni di mettere insieme i lavoratori. Io dico bisogna trovare le condizioni perché i lavoratori si riappropriano e diventino il centro della politica, perché altrimenti le due cose non si riesce a tenerle assieme. Sarà costantemente una condizione di lotta tra poveri, di lotta tra soggetti che si contendono le briciole. Noi questa cosa ce l'abbiamo ben chiara, non pensiamo che ci sia una soluzione, però sappiamo che c'è la necessità di costruire dei percorsi per provare a invertire la rotta. Noi siamo convinti che questo si possa fare, pur con tutte le difficoltà del caso. Se no non staremo ancora qui parlando di contratti nazionali e parlando anche con forza di contrattazione collettiva. Guardate che quando in un'azienda metalmeccanica, io cito le aziende più grosse perché lo stiamo dicendo, quando un lavoratore o una lavoratrice in somministrazione interinale o con altre forme contrattuali riesce a mettere il naso in un'azienda importante, in un'azienda grande dove c'è un sindacato strutturato, dove c'è anche una contrattazione, lì ha una prospettiva. E guardate che i lavoratori te lo dicono che in quella condizione dove tu fai la contrattazione si respira un'aria diversa dalle 10-20 aziende dove erano stati prima, dove era la piccola azienda, la determinata condizione dove avevano un rapporto diretto col datore di lavoro. Perché in tutte quelle condizioni siamo a dire esattamente ai lavoratori in somministrazione e alle lavoratrici, come ai lavoratori pochi ormai rimasti assunti a tempo indeterminato, guardate che quella condizione contrattuale è quella che dà le prospettive a voi di costruire un futuro e agli altri di poterlo pensare un futuro. Perché questa condizione della possibilità di rimettersi assieme, a prescindere anche dalle differenze, diventa secondo noi la chiave di volta che ancora ci può permettere di cambiare la cosa. Ultima questione che dico, io però voglio dire anche una cosa. E non è plagieria la mia, è da un po' di tempo anche che lo dico, l'ho sostenuto anche in altri momenti di confronto. Guardate che se oggi noi possiamo parlare ancora di una prospettiva diversa
da quello che è il senso comune, dai social, da quello che anche la politica di oggi sta offrendo, io credo che sia proprio grazie alle donne. Perché quanti esempi noi abbiamo avuto ultimamente rispetto al fatto che a determinati approcci culturali o a determinate impostazioni culturali ci sono state donne che si sono ribellate, donne che hanno testimoniato la possibilità di... Per cui il progresso, lo sviluppo passa per forza dalla condizione della donna e l'uomo su questa cosa non la potrà mai negare questa condizione. Io questa cosa la dico con forza. In battuta prima diceva sul titolo del dibattito di oggi. Beh, per noi il punto centrale non è partire dai più deboli per essere tutti più forti, ma è proprio dalle forze delle persone che vengono schiacciate, rese più deboli, ci sono le condizioni per poter migliorare la condizione di progresso per tutti quanti. Per cui io credo assolutamente che il protagonismo delle donne oggi, in chiave attuale rispetto alle cose che avvengono oggi, credo che sia ancora il punto di forza, la chiave di volta per provare ad affrontare diversamente la condizione. Io cito sempre un caso, mi è capitato, seguivo ancora i metalmeccanici a Treviso all'altezza del 2004-2005, per cui gli anni delle grandi delocalizzazioni, seguivo delle aziende che producevano ferri da stiro, catene di montaggio. Nelle catene di montaggio si sa, le donne sono sempre state la maggioranza e quelle che, come dire, ci fu una condizione dove in termini di tempi, in termini di condizioni di lavoro, anche di contratti di lavoro, come dire, i ritmi e anche le molestie che subivano quelle donne le ha fatte stare in una condizione per anni anche di problemi di salute, di malattia, eccetera. Quel giorno che quelle signore, quelle lavoratrici si sono fermate, l'azienda è cambiata da così a così. Sono cambiati i dirigenti, è cambiato il metodo di lavorare, l'organizzazione del lavoro, partendo proprio dal presupposto che le donne poi hanno detto noi così non vogliamo lavorare. Per cui io devo risposare lo slogan della manifestazione che abbiamo fatto qui a Padova sugli incidenti sul lavoro, sui morti sul lavoro, quando dicevamo o ti fermi o muori. Io dico o i lavoratori si fermano o altrimenti le condizioni di cambiamento non ci sono. Grazie. Allora, mi pare che grazie agli interventi precedenti il quadro si stia un po' chiarendo e forse diventa meno utopico il tentativo di trovare elementi di connessione fra argomenti apparentemente così diversi. Vorrei raccogliere solo due cose. Mi pare che il quadro di fondo sia di la segnalazione che ha fatto Sara, che hanno fatto tutti, della frammentazione introdotta volontariamente, scientemente dalla politica e dal capitale fra i lavoratori, e dall'altra parte quello che è un fatto oggettivo, cioè che in tutto questo, in un quadro di sfruttamento generale, le donne ne sono più colpite, ma sono anche quelle che reagiscono di più. Lo stiamo vedendo anche in piccole cose, magari io, per esempio nella vertenza Atermi stiamo vedendo che le donne sono le più combattive. Una volta finalmente uscite dalle case e trovate una condizione possibile di unità, di dialogo, di cosa, le donne sono immediatamente le più combattive. Detto questo, io procederei così, vorrei sentire se ci sono interventi possibilmente brevi come i loro, in maniera da dare poi spazio a una replica, da 5 minuti l'uno da parte del pubblico, e poi proviamo a fare un secondo giro perché ciascuno possa in qualche maniera interloquire con gli interventi degli altri e rispondere agli interventi del pubblico. Ditemi voi. Forse è meglio che facciamo prima il secondo giro e poi vediamo se c'è qualcosa dal pubblico o se ci sono domande, naturalmente, è ovvio, interventi, domande. No, va bene, allora partiamo con un secondo giro, lo farei nello stesso ordine perché ognuno abbia modo di interloquire con quel che è stato detto dagli altri.
certa timidezza nei dibattiti pubblici, ma forse bisognerebbe un po' uscire allo scoperto, no? Nel senso che, ripeto la domanda di Giuseppe Palomba, avete questioni? Perché ne abbiamo poste diverse noi, no? Magari interrogativi, domande, riflessioni personali? No, vabbè, non importa. Il coraggio delle donne. Allora io volevo far notare che i lavoratori precari che dipendono dalle agenzie sono doppiamente sfruttati. Prima dall'agenzia di cui trae interesse economico, secondo dal datore di lavoro dove effettivamente lavora. Per cui questo ci dà anche una condizione di basso costo, non sempre protetto da quello che riguarda la sicurezza, e questo lo dice lungamente in questi ultimi anni come si è sviluppato questo mondo apparentemente facile, ma quanto umiliante e pericoloso. Qualcun altro ha trovato uno spunto? Ancora donne. Buonasera a tutti, io sono una metalmeccanica e lavoro in un'azienda di Padova. Quello che dicono loro è vero. Purtroppo tutte le persone che sono a contratto con agenzie interinali, faccio un esempio, nella mia azienda, quelli che sono assunti in azienda hanno la 14ª, hanno la 13ª, hanno un premio produzione. Gli ultimi arrivati, la nostra azienda ha dato disdetta delle contrattazioni interne aziendali che sono risalenti al 79 se non sbaglio. Le persone che ci sono adesso vengono assunte con una contrattazione diversa dalla nostra, quindi siamo gli stessi dipendenti che lavorano nella stessa azienda e che abbiamo due retribuzioni completamente diverse. Io ho la 14ª, ho la 13ª, ho un premio produzione. Le ultime persone che sono state assunte hanno la 13ª e basta. Non si iscrivono al sindacato perché sono sempre sotto scacco. Allora, se tu ti iscrivi al sindacato, o se tu vai a un'assemblea, o se tu, e questo è quello che io vivo in azienda, o se tu fai uno sciopero, ricordati che sei a tempo determinato. Io domani tengo conto di queste cose. Quindi sono molto belle le cose che dice il sindacato, però dovrebbe mettere più forza veramente e cercare di tutelare queste persone che ci mettono la faccia e dicono va bene, io vengo in assemblea, ma poi che cosa mi succede? Bisogna riuscire a tutelarli, ad aiutarli, perché non è possibile che in un'azienda ci siano due tipologie di assunzioni nella stessa azienda. Cosa ultima che ho scoperto, che adesso mi informerò col mio segretario, che è bravissima, è una donna bravissima, in azienda da me adesso non assumono più nell'azienda, ma bensì vengono somministrati, assunti a tempo indeterminato dall'agenzia interinale con la quale sono entrate in azienda. Questa è una cosa possibile? Niente, se qualcun altro vuole parlare e dire la sua. Grazie. Allora, proviamo intanto a risentire Sì, allora riprendo qualche elemento emerso nel dibattito, no? Allora, Loris Scarpa faceva riferimento a una legge degli anni 90 che impone alle imprese con oltre 100 dipendenti l'invio
invio di un report ogni 2 anni con la situazione del personale, no? Quindi divisi ovviamente per genere, in relazione a qualifiche, avanzamenti di carriera, insomma, no? Quindi la situazione del personale. È chiaro che questa legge non serve a nessuno, serve a qualcosa, serve a rafforzare la posizione di lavoratori e lavoratrici che stanno in imprese dove certamente c'è anche più forza, proprio per, no, il numero, perché la quantità, no, è una variabile, come dire, utile in relazione appunto alla tutela della forza lavoro, non è indifferente. Però la storia della frammentazione, no, del lavoro in Italia non arriva mica oggi, no? Nel senso che il sindacato, correggimi Loris, insomma, è nato proprio per aggregare gli interessi della forza lavoro che già all'inizio del secolo era fortemente dispersa. Ora, in realtà viene quasi da pensare che abbiamo fatto un salto quantico all'indietro, no? Rispetto alle conquiste degli anni 70 e stiamo ritornando per tutti, quindi per donne e per uomini, a una situazione di desolante precarizzazione e atomizzazione dei destini, insomma, no? Che diventano sempre più chiaramente individuali e vissuti in questo modo. Quindi credo che insomma, tutte le organizzazioni, le istituzioni e anche le forze politiche dovrebbero da qua, insomma, ai prossimi tempi porre con forza la questione anche proprio di come si scrivono le norme, no? Perché in Italia si sono scritte alcune norme che certamente poco avevano a che vedere con la struttura reale dell'economia del paese. Continuo con la provocazione. Un'altra legge molto interessante è stata la legge 53 del 2000, no? Sulla flessibilizzazione degli orari, dei tempi di vita e di lavoro nelle città, no? Una legge che allora si diceva e rimane una legge molto importante, tra le più come dire, interessanti nel panorama europeo. Peccato che poi i fondi destinati alla flessibilizzazione dell'orario di lavoro siano drammaticamente calati e gli accordi di flessibilità, no, all'interno delle imprese, anche in virtù della crisi economica che certamente ha prodotto, no, un ricatto importante sulla forza lavoro, siano venuti meno. Cosa voglio dire? Che in realtà in questi anni c'è stata anche molta, diciamo, contrariamente a quello che si sarebbe dovuto fare, c'è stata pochissima analisi, no, sulla ricomposizione della forza lavoro all'interno del panorama italiano. Oggi sappiamo pochissimo di cosa ha prodotto la crisi, cioè certamente abbiamo casi di ristrutturazioni aziendali importanti, ma sappiamo poco in relazione a come si è ricomposta la forza lavoro all'interno delle diverse regioni e a livello territoriale. Sarebbe invece interessante muovere l'attenzione di più su questo versante, proprio per comprendere quali strumenti mettere in campo. Basta la contrattazione aziendale, si parlava della contrattazione di sito, no, all'interno del sindacato. Molti anni fa, questione poi ripresa, no? Allora, credo che per produrre un avanzamento collettivo al quale quasi tutti si faceva riferimento, serva un'analisi forse molto più approfondita rispetto a quella che invece finora si è fatta. Sì, allora, il legislatore può essere brutto e cattivo, però fortunatamente in Italia c'è la contrattazione collettiva che è forte. Non sto qua, non mi addentro sul fatto che manca una legge sulla rappresentanza vera, che non è mai stata data attuazione all'articolo 39 della Costituzione, tutti questi discorsi che meriterebbero un altro dibattito molto interessante e non a livello accademico di cultura, perché poi incide su quelle che sono le condizioni di vita dei lavoratori, quindi anche qua si dovrebbe fare molta discussione perché è un tema fondamentale. Detto questo, la contrattazione collettiva è importantissima, quindi la signora ha detto, la compagna ha detto viene assunto con l'agenzia interinale, staff leasing, ok, lo possono fare.
Però a un certo punto a me cosa me ne frega che è il mio datore di lavoro se ho un contratto fantastico? Cioè a me interessa quella che è la condizione del mio lavoro, non tanto chi è il mio datore di lavoro. Quindi secondo me l'importanza, cioè quindi va bene le leggi eccetera, però dobbiamo ridare ancora più centralità alla contrattazione collettiva. Ancora più centralità alla contrattazione collettiva e capire quanto questa è importante, perché appunto, come diceva Loris, adesso io non sapevo che c'era questa piattaforma sostanzialmente di rinnovo del metalmeccanico, che però notoriamente è quello cioè, di avanguardia, che è il più forte in assoluto, perché certa contrattazione collettiva grida vendetta per certi punti di vista. Qua stiamo parlando di metalmeccanica, allora parliamo del CCNL e delle cooperative. Le cooperative adesso io non lo so, ma in Italia occupano, qua io non riesco a ricordare i dati, ma comunque qualche milione di lavoratori, e grida vendetta da tantissimi punti di vista, da un punto di vista di retribuzione oraria, da un punto di vista di ferie, da un punto di vista proprio di applicazione anche a determinati settori che sono assolutamente in contrasto con esso. Parliamo di donne, allora facciamo un classico esempio. Sostanzialmente adesso viene appaltato tutto, quindi mense, asili, nido, maestre e quant'altro. Tutto questo, tutte queste qua hanno l'applicazione del CCNL cooperative sociali. Un grossissimo problema che è in essere, che viene affrontato con grandi assemblee dai sindacati, ma non c'è ancora una soluzione, è che cosa? Queste quando le scuole sono chiuse, oppure la cooperativa dice che non c'è lavoro eccetera, non vengono pagate, perché o vanno a meno 100 ore di ferie, oppure sono in aspettativa non retribuita, peraltro assolutamente svincolata da quella che dovrebbe essere. Quindi è per far capire appunto come la contrattazione collettiva è importante, come anche in questo caso che riguarda tantissime figure femminili, visto che stiamo parlando di questo, è assolutamente non consono, e potrei andare avanti con tanti altri contratti. Quindi è vero che il legislatore negli ultimi anni è pessimo, però allora, visto che abbiamo uno strumento importantissimo, sfruttiamolo, questo mi viene da dire. Le due compagne che hanno portato la loro esperienza prima hanno portato quello che dicevamo prima, cioè sulla frammentazione dei lavoratori, cioè differenziare il più possibile un lavoratore dall'altro, cercando di metterli uno contro gli altri secondo la visione del padrone, tra virgolette, ma neanche tanto, o dell'agenzia in questo caso, che è come un grosso padrone, come un grosso succhia tempo, succhia forze, succhia lavoro, perché ricordiamoci sempre che il lavoro è del tempo che noi diamo per vivere e non dovrebbe essere altro, e non dovremmo farci succhiare altro che il tempo minimo necessario. E questa cosa invece logora, cioè il lavoro a somministrazione è un lavoro che è differente rispetto appunto a quello che può essere tutelato dalla 13ª, dalla 14ª, dalla maternità, dalle ferie, dall'aspettativa, cioè da tutto quello che è stato conquistato, perché noi ci dimentichiamo sempre di questo punto fondamentale, quello che è nelle nostre mani come sindacato, come forza lavoro, è perché è stato conquistato in un tempo, in un modo che diventa via via sempre più lontano, anche mentalmente. L'idea che si possa conquistare qualcosa, che si possa mantenere qualcosa, uno stato di diritto che deve essere inalienabile, dovrebbe esserlo, invece purtroppo da quello che ci hanno raccontato prima non è. Ed è anche vero che, come dice Giorgia, c'è la possibilità, la legge esiste, quindi si può fare, però dovremmo fare in modo che tutti i lavoratori, che siano sotto lo stesso padrone o meno, abbiano la stessa retribuzione, gli stessi diritti, la stessa contrattazione di secondo livello, e non che in uno stesso luogo ci sia chi può respirare, chi può protestare e chi no. Io ovviamente
capisco il peso che portava la prima compagna, cioè il fatto di io non posso, cioè l'essere una somministrata, che ricordo che in Veneto sono bene il 37,8% le donne in somministrazione, è una realtà pesante, è una realtà che ti svilisce, soprattutto rispetto al tuo collega con cui magari veramente fai la stessa mansione ma che non ti cioè che non è come te, ed è molto preoccupante che questo dato sia vissuto sulla pelle di così tante persone, però che queste persone non prendono coraggio. Adesso la compagna diceva non si iscrivono al sindacato, è vero, cioè la paura è più forte della forza, ed è quello che noi dobbiamo dare il più possibile come sindacato, è la protezione, cioè la protezione, la forza, e farci sentire uniti anche tra somministrati e dipendenti, non fomentare per quanto cioè, cercando di aiutare che questo non si realizzi, cioè che i lavoratori si sentano più uniti. Io poi purtroppo parlo da una categoria che non ha nessun tipo di rotazione, che è la partita IVA, diciamo, semplice, nel senso che noi partite IVA non imprenditori, o quelli che ci chiamano imprenditori di noi stessi, che fa molto ridere, a me fa ridere, io rido molto di questo, amaramente, di questo epiteto, perché non è altro che tale. Perché non abbiamo neanche questo, perché a noi domani se stiamo male ci lasciano a casa e prendono un altro e non c'è né santi né madonne, e quello è tutta la realtà dei professionisti, cioè di quelli che non vengono più assunti, perché appunto è più comodo frammentare il lavoro, anche è più comodo che ne so, appaltare il lavoro di pubblicità o il lavoro di comunicazione a una persona singola che muovi come vuoi, che oggi hai bisogno, domani no, con il quale non hai il coltello dalla parte del manico, hai di più, perché è ovvio che questa persona non potrà dire di no a qualsiasi cosa il suo cliente, che non è un vero cliente, gli chiede. È difficile, ed è difficile da partita IVA vedere anche una possibilità di collaborazione. Ci sono, cioè il NIDI, ci sono delle associazioni che cercano di unire lavoratori con le stesse problematiche, soprattutto per quanto riguarda la sfera dei diritti, che appunto in certi casi non esistono, però è una strada tutta in salita che però non possiamo non percorrere. Allora io devo dire questo alle due compagne che sono intervenute prima con la loro richiesta di aiuto, perché tanto è la questione. Allora intanto io vorrei ricordarci a tutti quanti che siamo uomini e siamo donne. Se siamo uomini e se siamo donne vuol dire che nella nostra condizione di essere persone, uomini o donne, ripeto, c'è anche quella condizione di vicinanza con l'altro. Se viene meno quello, viene meno proprio l'idea di quella forza collettiva che richiamavo prima. Io su questa cosa qui voglio proprio farvi degli esempi, perché sennò la questione è proprio, rischiamo di voler sempre scaricare responsabilità da una parte o dall'altra, ma senza partire dal presupposto vero. E cito degli esempi. In un'azienda molto importante del Piovese, dove dal report si parlava prima, azienda ovviamente con più di 100 dipendenti, emerge palesemente dai dati che ci sono a parità di lavoro e di mansione delle differenze salariali. Emerge palesemente che ci sono delle differenze di inquadramento. Tu affronti in termini collettivi con l'azienda questa discussione e parte dei lavoratori non accettano di fare quella discussione, cioè di insieme di dare forza per risolvere quel problema. E pur lì il sindacato, la rappresentanza dei lavoratori pone il problema.
cito un altro caso, fresco di qualche giorno fa, di un'altra importante azienda di Este, molto grande, multinazionale giapponese, che ha vissuto anni di crisi incredibile, che ha tagliato fortemente l'occupazione in quell'azienda. Cito anche il nome in questo caso, la Komatsu. I lavoratori più anziani che hanno vissuto tutto il percorso degli ultimi 10-15 anni, affrontiamo l'anno scorso il diritto a ripristinare il contratto integrativo anche dal punto di vista economico, ma soprattutto attenti sul fatto che quella condizione lavorativa, in un'azienda di 300 dipendenti ci sono 120 lavoratori in somministrazione, per cui tu non puoi affrontare il problema salariale se non affronti il problema di quei 120 lavoratori in somministrazione dando una prospettiva. Lì si è creata una frattura, si riesce a fare un accordo dove si prevedono 40-50 assunzioni, ok? Con anche dei riconoscimenti economici. L'altra parte di lavoratori, quelli più anziani, rifiutano l'accordo perché sostanzialmente riconosceva poco economicamente. Per fortuna in quel caso, che la condizione di maggioranza dei lavoratori era proprio quella precarietà, l'accordo passa. Ed è un accordo totalmente acquisitivo, dove non c'è nessun scambio. Per cui oggi la condizione di solitudine di ognuno di noi nella propria condizione lavorativa ci ha portati distanti anni luce. Tu non riesci a individuare, vuoi riuscire a cambiare la tua condizione anche economica, sai che devi cambiare la condizione di chi è sfruttato, se no non riuscirai mai a risolvere il tuo problema economico. E viceversa, anche qui, l'unità tra i lavoratori, come tu la fai a costruire? I lavoratori, perché se continua a passare l'idea che quel che c'è è perché o sono fortunato o perché me l'ha concesso il datore di lavoro, significa che non sta mai in capo a me la possibilità di cambiare quella condizione, ma io la scarico sempre in qualcun altro, come tornavo prima, la condizione politica e legislativa. Oggi le leggi sono cambiate, non tanto perché il sindacato non fosse, venissero cambiate o venissero migliorate le leggi, ma perché culturalmente tra di noi nella condizione di divisione non è scattata quella fase di indignazione e di solidarietà tra le persone che hanno fatto sì che, a prescindere anche dalle organizzazioni, quelle cose non si cambiassero. Questa profonda condizione di diversità e di divisione è il primo atto che noi dobbiamo assolutamente cambiare e modificare, non possiamo accettarlo. Guardate che su questa cosa qui cambia proprio tutta la condizione, per cui noi non dobbiamo accettare la politica, quell'idea che, come dire, ci contrappone. Noi dobbiamo accettare quell'idea che ci costruisce le condizioni e quei ponti di metterci assieme. Guardate che io voglio dire proprio precisamente, oggi su una condizione anche del lavoro femminile, guardate, io lo dico precisamente, molti anni fa ormai, stiamo parlando degli anni 90, c'erano delle normative per cui chi aveva un problema con i propri familiari non autosufficienti, il sistema sociale complessivo, e quello era un pezzo legato alla regione, in quel caso proprio la regione Veneto, ti dava quelle condizioni anche economiche per poter fare assistere quel familiare in una condizione di cura, in una casa di cura, in una condizione. Quando hanno tolto quei sostegni là, è nato il fenomeno delle badanti. Ma voi vi siete mai chiesti a quella signora che proviene dall'Ucraina o che proviene dalla Romania se quella loro desiderio effettivo di massima realizzazione è quella condizione lavorativa? Quella condizione di rapporto con la famiglia piuttosto che con l'anziano o con il disabile? A quella domanda lì oggi c'è una totale assenza di risposta, perché non è di per sé nella condizione della lavoratrice, ma è nel bisogno di cura della persona, dell'autosufficienza della persona. Tu lì hai costruito una condizione di sfruttamento, una condizione per cui, se è possibile, anche io in quella condizione di lavoro eccetera vorrò avere i miei diritti applicati. Se vorrò i miei diritti applicati, metterò in difficoltà quella stessa famiglia
che magari è in una condizione di bisogno, ha trovato quella badante. Questa chiave di lettura io ve la sto dicendo perché dobbiamo uscire da noi stessi assolutamente e provare a ricostruire una condizione di medesimamento sulla condizione più complessiva, perché altrimenti ritengo che stiamo facendo proprio il gioco degli uni contro gli altri. Ultimo fatto, dicevo prima, multinazionali, lo ribadisco. Oggi se c'è la condizione di appalto non è solo per una condizione normativa, è anche per una condizione precisa di come è organizzata la filiera produttiva. Scusatemi, se la grande multinazionale, esco dal mio settore, se la grande multinazionale di distribuzione di alimenti è in grado di darti i pomodori insacchettati a un determinato costo, è ovvio che quel pomodoro sarà raccolto a nero a 2-3 euro l'ora, perché anche nella condizione di lavoro agricolo o nella condizione dell'azienda di appalto o nella condizione dell'azienda di logistica è insita proprio in quella la condizione di sfruttamento, in quella frammentazione della filiera produttiva. Quando noi riusciremo a ricompattare le filiere produttive, allora saremo stati in grado di ricompattare i lavoratori in una condizione più complessiva e in quella capacità di forza di rivendicare una condizione migliore. Per cui serve l'aspetto legislativo, serve l'aspetto culturale, serve la capacità di rimettere assieme le persone. Io torno a chiedere se ci sono domande ma mi pare che lo svolgersi di questo dibattito abbia in qualche maniera inquadrato da vari punti di vista una condizione condivisa e collettivamente letta. Io non faccio assolutamente conclusioni che non mi spettano e di cui non sono all'altezza, ma credo che una cosa vada detta, ed è quella a cui accennava Loris, ma a cui accennavano i vostri interventi, che è la responsabilità della politica in tutto questo. Perché a fronte di un buon lavoro fatto dal nemico, dai padroni, per convincere che non c'è altro sistema che questo, è vero anche che collettivamente i governi di questo paese per molti anni, e a prescindere dal colore formale, come diceva Loris, hanno costruito un'accettazione di una situazione in cui la frammentazione, la diminuzione dei servizi, la diminuzione del reddito, l'aumento del tempo necessario per l'autoriproduzione, la diminuzione del salario relativo alla cosa e l'aumento dello sfruttamento incluso il salario sono passati come una cosa normale. Le privatizzazioni, la mancanza di un indirizzo politico, di un tentativo di programmazione economica sono responsabilità di una politica che si è assoggettata a una logica di inevitabilità dello sfruttamento. Contro questo noi poi ci ritroviamo tutti noi, sia in politica che il sindacato, che chiunque faccia movimento eccetera, si trova ad avere la difficoltà di convincere la gente che il suo nemico non è il vicino di casa, non è il migrante, non è il lavoratore assunto con un contratto meno garantito, e a volte questo succede anche all'interno di chi dovrebbe invece spiegarle queste cose, ma è chi questo sistema ne ricava dei costi. Su questo le responsabilità della politica sono grosse. Ci sono anche segnali positivi, ne cito due che sono da una parte il movimento femminista, e non lo dico per piaggeria, ma in questi ultimi tempi è il movimento che ha più tentato di svelare la condizione, la relazione fra la condizione di vita e la critica necessaria a un sistema di sfruttamento imposto e come dire, passato nelle coscienze anche della gente. La seconda è molto più piccola, ma quando la lotta dell'Ater con cui noi stiamo lavorando, su cui noi stiamo lavorando, ma che è fatta dalla gente, è fatta perché questa gente improvvisamente ha riconosciuto